Questa interrogazione parla insomma, del caso che c'è stato del ritrovamento di legionella nelle terme romane di Monfalcone. Abbiamo fatto questa interrogazione a seguito di un accesso agli atti che abbiamo effettuato riguardo alle analisi effettuate dagli enti preposti da ottobre in poi, le prime appunto analisi risalgono ad ottobre ed già c'era la presenza di legionella. La chiusura, la sospensione, perché la chiusura dell'attività sanitaria da parte di Asugi avviene a dicembre, e successivamente è stata fatta una richiesta anche al comune di Monfalcone perché diciamo, chiudesse anche la parte deputata all'area wellness, ma non risulta che sia stato fatto. Successivamente Asugi revoca diciamo, la sospensione quindi riprendono le attività sanitarie, anche se comunque c'era ancora un residuo di presenza di legionella, e quindi abbiamo fatto, anche perché sull'articolo apparso a dicembre sul quotidiano si diceva che erano chiuse per manutenzione, ma i dati dicevano altro, quindi c'è tutta una serie di domande che non dico, ma l'assessore poi mi risponderà. Grazie. Assessore, prego. Allora, volendo fornire risposta esaustiva, in premessa si ritiene di precisare che le linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi del 2015 forniscono indicazioni ai gestori degli stabilimenti termali e delle strutture sanitarie che devono elaborare un protocollo di controllo del rischio articolato in 3 punti: la valutazione, la gestione e la comunicazione. Questo protocollo consente quindi di individuare un piano di autocontrollo e gestione del rischio che il gestore deve rendere operativo nel tempo al fine di eliminare il rischio stesso. Dato che l'applicazione efficace di un piano di autocontrollo è fortemente condizionato soprattutto in ospedali e in stabilimenti termali dalle caratteristiche progettuali dell'impianto idrico, è opportuno ricorrere a personale qualificato sia in grado di individuare la strategia più idonea al trattamento delle differenti parti dell'impianto. Nel caso in oggetto, la struttura delle terme romane è seguita da personale qualificato appartenente alla ditta Biotech SRL, quale supporto altamente specializzato in materia. Per quanto riguarda l'attività relativa al campionamento delle acque, si specifica che la struttura complessa di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isentina necessita di conferire i campioni prelevati dal proprio personale al laboratorio ARPA di Udine, poiché quest'ultimo rientra nell'elenco dei laboratori di riferimento per la diagnosi ambientale riportato all'allegato 8 delle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi. Il laboratorio ARPA è tenuto a garantire soltanto l'analisi dei campioni di acqua prelevate dai dipartimenti, diversamente da quando la ditta Biotech esegue i monitoraggi delle acque in ottemperanza al piano di autocontrollo, deve fare riferimento a laboratori privati. La Biotech si avvale del laboratorio di Consula SAS, che risulta essere accreditato dall'ente italiano di accreditamento. Tale accreditamento attesta la competenza tecnica del laboratorio ad effettuare determinati tipi di prova, che nel caso di specie sono per l'appunto l'analisi di acqua ai fini della ricerca della legionella. Risposta al punto 1 e 4. A seguito di notificato caso, in data 21/10/2021, la struttura Terme Romane di Monfalcone, la struttura complessa di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione di Asugi, eseguiva il campionamento in data 28/10/2021, utile alla ricerca di legionella nell'impianto idrico della struttura. Il laboratorio ARPA trasmetteva il 3/11/2021 l'esito positivo dell'analisi effettuata con il metodo della PCR. Il 4 novembre 11 delle Terme Romane di Monfalcone erano informate in relazione ai risultati di cui sopra e contestualmente veniva disposta l'attivazione di tutte le procedure di sanificazione previste dal programma di prevenzione e controllo, in ottemperanza alle linee guida e dal decreto legislativo 81 al fine di scongiurare ulteriori esposizioni. In data 29/11 il laboratorio ARPA trasmetteva il risultato delle analisi condotte con il metodo colturale
e il 2/12/2021 una nuova comunicazione del Dipartimento ribadiva alle Terme Romane di Monfalcone la necessità di attuare le procedure di cui sopra. Il 10/12 le Terme Romane informavano il Dipartimento che in data 6/11 erano stati posti in essere i necessari interventi di sanificazione rivolti a diversi punti dell'impianto di acqua calda sanitaria e fredda. Successivamente, l'8/11/2021, Biotech eseguiva i necessari campionamenti in autocontrollo i cui risultati del 22/11 davano buon esito sulle procedure di sanificazione messe in atto precedentemente, rilevando dei valori al di sotto del limite del riferimento indicato dalle linee guida per la prevenzione e il controllo. Se non che il 9/12 veniva comunicato al Dipartimento il secondo caso. In data 14/12 si procedeva al campionamento e il 17/12 il laboratorio ARPA comunicava l'esito positivo dell'analisi effettuata. In data 20/12 era comunicata alle Terme Romane la positività delle analisi effettuate relativamente al campionamento 14/12/2021, con indicazione di mettere in atto tutte le procedure di sanificazione previste nel protocollo sopracitato, e contestualmente procedeva ad un altro campionamento in quanto nel frattempo il Dipartimento era stato comunicato in data 16/12/2021 il terzo caso. Il 23/12 il laboratorio ARPA comunicava un altro esito positivo dell'attività analitica svolta in riferimento al campionamento del 20/12. Pertanto ne scaturiva a livello preventivo il provvedimento di sospensione dell'attività. Un po' lunga, ma ti do tutti i dettagli. Successivamente la struttura Terme Romane in data 12 gennaio 2022 inoltrava ad Asuggi una comunicazione in cui riepilogava l'attività messa in atto al fine del contrasto del rischio dal 2021 al 3 gennaio 2022, evidenziando che questa ultima data era stata rilevata la presenza di legionella ancora in 2 punti della struttura. Nel riepilogo veniva dichiarato anche che il 21/12/2021 si era proceduto ad effettuare una nuova sanificazione puntuale sull'impianto con successiva attività di prelievo svolta in data 27/12/2022, i cui risultati del 3/1/2022 non davano evidenza sulla crescita significativa di legionella pneumofilia di siero gruppo 1 e 2/15, ma che comunque si sarebbero attesi gli esiti delle colture. Alla luce di tale attività, Terme Romane chiedeva la riattivazione dell'autorizzazione sanitaria e quindi la ripresa dell'attività. La struttura di igiene e sanità pubblica, a seguito di tale comunicazione, in data 25 gennaio, richiedeva la disponibilità a Terme Romane per le giornate del 31/1 e 1/2 al fine di poter condurre la campagna di campionamenti sugli impianti idrici presenti presso la struttura, i cui esiti di tale indagine avrebbero portato ad una migliore definizione del rischio, soprattutto a seguito delle azioni correttive svolte. Ottenuta questa disponibilità, veniva effettuata l'attività di prelievo dei campioni derivanti dall'acqua calda sanitaria e dall'impianto acqua calda termale, ottenendo i relativi risultati che evidenziavano ancora la presenza di legionella nel solo impianto di acqua calda sanitaria. A seguito di ciò, oltre che a richiedere una nuova disinfezione dell'impianto ed una nuova attività di campionamento in regime di autocontrollo, si rendeva noto l'esito anche al sindaco del comune di Monfalcone per gli eventuali provvedimenti di competenza riguardanti la struttura. A seguito di questa richiesta da parte di Terme Romane, in data 24/2/2022 si teneva un incontro con la società, accompagnato anche da personale della Biotech, quale società di consulenza specializzata nella trattazione del rischio legionella presso la struttura di Via Timao. Durante l'incontro si sono illustrate le problematiche relative ai risultati ottenuti dalle ultime analisi effettuate presso gli impianti idrici della struttura, cercando nel contempo di ottenere maggiori informazioni sulle attività di manutenzione messe in atto ed indirizzate alla gestione del rischio. La società nel merito riferiva le attività di manutenzione straordinaria indirizzate all'impianto messe in atto e si conveniva sulla volontà della struttura complessa di igiene e sanità pubblica di eseguire un campionamento ufficiale nei medesimi termini di quanto già avvenuto il 31 gennaio 2022, al fine di verificare il successo degli interventi manutentivi effettuati con il fine di poter acconsentire l'uso dell'impianto presso la struttura.
Alla luce di ciò, i risultati ottenuti, che evidenziavano una problematica da regionale nel solo impianto ACS e non nell'impianto di acqua termale, si è convenuto sul fatto che la struttura Terme Friuli Venezia Giulia potesse riprendere la sua attività a esclusiva a condizione dell'impianto di ACS fosse disattivato alla fonte, onde evitarne l'utilizzo anche accidentale da parte dei fruitori. Di tale riscontro, in data 25 febbraio, si relazionava al sindaco del comune di Monfalcone, nonché al Dipartimento di Prevenzione, che con apposito atto revocava la sospensione delle attività sanitarie compatibilmente alla possibilità di esecuzione di prestazioni autorizzate senza l'utilizzo dell'impianto dell'acqua calda sanitaria, almeno fino a quando i risultati delle analisi avessero dato differenti evidenze a riguardo del rischio legionella. Il 25 marzo 2022 la struttura di igiene e sanità pubbliche richiedeva a Terme Romano nuova disponibilità al fine di svolgere una nuova attività di prelievo da campioni nell'impianto ACS al fine di verificare il successo degli interventi manutentivi sull'impianto. Ottenuta l'autorizzazione, il 30 marzo 2022 veniva eseguita dalla sanità pubblica l'attività annunciata ricevendo i risultati di ARPA che evidenziavano una criticità ancora in un punto dell'impianto, irrisolvibile con una manutenzione localizzata eseguita da un'attività di sanificazione rivolta a tutto l'impianto. Oltre a ciò veniva specificato che le azioni manutentive proposte con specifica comunicazione sarebbero dovute continuare anche prevedendo prelievi da svolgere mensilmente in regime di autocontrollo almeno fino a gennaio 2023 con un invio tempestivo e cadenzato degli esiti delle analisi. In risposta al punto 2, in premessa si ritiene utile precisare che la data di elezione per la ricerca della legionella in campioni ambientali risulta quella colturale. La metodica per la determinazione della presenza del DNA di legionella in campioni di acqua può essere utilizzata per una rapida analisi di routine, ma ha un valore presuntivo, rimanendo ancora oggi non validata per scopi diagnostici e i campioni devono essere analizzati con metodo colturale. A seguito dei rilevamenti nell'impianto della struttura Terme Romane di Monfalcone si è svolta l'indagine conoscitiva atta a individuare l'origine espositiva delle persone esposte al rischio biologico. Tale attività ha visto inizialmente intervistare i soggetti interessati, i familiari, constatando così che i casi riscontrati a livello epidemiologico risultavano aver frequentato la struttura di Monfalcone nei 10 giorni precedenti alla comparsa della sintomatologia. Da questa constatazione si è attivata l'indagine ambientale presso le residenze private delle persone esposte, come previsto dalle linee guida per la prevenzione e il controllo, eseguendo l'analisi delle acque dell'impianto residenziale ottenendo esito negativo riguardando la presenza di legionella. Di seguito l'indagine si è concentrata presso la struttura Terme Romane, come già relazionato nei punti precedenti di cui al punto 1 e 4. Risposta al punto 3. I casi di legionella riscontrati sono successivamente riepilogati tenendo conto anche dei relativi esiti clinici delle indagini ambientali rivolte alle residenze private. Primo caso, residenza privata in Trieste, ricovero ospedaliero dal 17 del 10 al 26 del 10, esito guarigione. Riscontro positività per legionella 20 del 10 2021, accertamento urinario 19 10 2021 negativo. Secondo caso, ricovero ospedaliero 7 del 12 al 26 dell'1, esito guarigione, riscontro positività agente urinario 7 dicembre 2021, campionamento a domicilio negativo. Terzo caso, residenza privata in Monfalcone, ricovero ospedaliero 13-12, esito decesso. Riscontrata positività per legionella 16-12-2021, non è stato possibile eseguire la ricerca dell'agente urinario. Campionamento a domicilio 21-12 con risultato il 24 del 12 di un campione positivo su 3, ma referto analitico negativo. Quanto al punto risposta al punto 5, per quanto attiene l'azione di comunicazione rivolta ai lavoratori, non si è avuta evidenza da parte di Terme VG, in quanto gli obblighi di informazione sul rischio biologico, nonché la data di revisione in termini di valutazione del rischio, ricadono sotto la responsabilità del datore di lavoro che occupa una posizione di garanzia nei confronti dei propri lavoratori. L'attività di comunicazione svolta da SUGI ha garantito la trasparenza dei fatti, indirizzando gli esiti delle attività svolte soprattutto nei confronti dell'amministrazione comunale. Grazie Assessore. Sicuramente dopo
le invieremo tutti i dettagli perché penso sia un po' difficile. A facoltà, prego. Sì, grazie. Sì, ringrazio l'assessore e le chiedo gentilmente di lasciarmi la risposta perché era articolata e lunga. E lo ringrazio e poi nel dettaglio vedrò di leggermi la risposta perché è un caso un po' particolare, nel senso che comunque nei mesi precedenti ed è nata questa interrogazione perché sono stata contattata da persone che in qualche modo diciamo anche probabilmente anche diciamo il caso di cui parlava che ha avuto il decesso, diciamo, e quindi erano un po' anche preoccupati e volevano capire anche come si era mossa e come si era svolta tutta questa vicenda, soprattutto per il fatto che, rilevata la positività a ottobre, fino a dicembre la struttura è comunque rimasta aperta e ha fornito le prestazioni e quindi in quei mesi ovviamente chi ha frequentato le Terme Romane purtroppo in maniera positiva per alcuni che sono guariti, in maniera nefasta per qualcuno che non c'è più, hanno comunque frequentato le terme e sono rimasti contagiati dal batterio. Grazie.